Il tiramisù è il dolce in assoluto più conosciuto al mondo e lo conoscono tutti, da cinesi, tutti quanti quelli che vengono qua. Tiramisù, parli di tiramisù, tutti sanno cos'è. Penso intorno agli anni 50 c'era già una signora Garatti dell'hotel El Fogar che faceva un dolce che lo chiamava coppa imperiale ed era un misto di uovo, zucchero con questo mascarpone e poi si aggiungevano, lo serviva con dei biscotti, almeno questo mi hanno raccontato. Dopodiché negli anni 60, credo, un pasticcere delle Beccherie ha proprio fatto questo dolce in questa maniera e l'ha chiamato tiramisù, perché il tiramisù è praticamente la consistenza, la sostanza, lo zucchero, l'uovo e il mascarpone che danno, diciamo, forza all'organismo. In genere si usava dare alle donne che avevano appena partorito, eccetera, ai bambini piccoli anche perché erano un po' fiacchetti, diciamo, e allora aiutava a mettersi in forma. Quindi per questo si chiama appunto tiramisù. Tiramisù, esatto. E sembra che lo usassero anche certe signorine, o per loro o per i clienti, anche ed è oro. Questa è una storia a parte. Mi ricordo nel 75 quando abbiamo aperto il Tula a Monaco, di Baviera, e dovevamo fare il tiramisù e Alfredo Beltrame del Tula aveva portato il tiramisù a Monaco, all'estero, per il primo credo. E dovevamo fare il tiramisù e non riuscivamo a trovare il mascarpone. Abbiamo dovuto andare in caseificio e insegnargli a fare il mascarpone per poter fare il tiramisù. E così dopo in Germania è stato il primo, diciamo, a portare il tiramisù fuori dal Veneto. Noi usiamo 220 grammi di tuorlo d'uovo con un'aggiunta di una bianca e 400 grammi di zucchero e poi i savoiardi Vicenzano, caffè e cacao poi alla fine. Viene amalgamato diciamo, lo zucchero con l'uovo finché diventa una bella crema fluida e dopodiché si aggiunge il mascarpone e si fa una crema che deve diventare bella densa, non troppo densa perché sennò non si riesce più a stirarla sui biscotti, ma abbastanza densa che non si sciolga. E dopodiché prendo un vassoio, una bella spalmatina di crema appena fatta, in maniera che i biscotti non si muovano, e dopo si va a fare inzuppare i biscotti nel caffè. Il caffè deve essere, diciamo, appena tiepido, non freddo, non caldo. Se è freddo il biscotto non si zuppa, se è troppo caldo il biscotto si disfa. Perciò si va a inzuppare i biscotti lasciando colare, diciamo, dopo che si è inzuppato, scolare il caffè in eccesso e si vanno a mettere sul vassoio in maniera regolare, dopodiché si copre con un primo strato di crema. E dopo di ciò si ripete l'operazione con un secondo strato, alla fine di tutto si copre con il cacao in polvere. Quando c'è qualcosa che diventa famoso e importante, tutti cercano di portarsi a casa, diciamo, l'ho inventato io, la paternità è nostra, eccetera. Per quanto mi dicono, eccetera, qui gli anziani, è nato qui, in zona Treviso. È un dolce che ormai porta Treviso nel mondo perché il riferimento al tiramisù è la città di Treviso. E perciò uno quando pensa al tiramisù pensa già subito a Treviso.